Bentrovati nel mondo, ma non del mondo. Oggi come ospite abbiamo una donna, Gabriella Lamendola, ma vorrei che introducesse la nostra ospite oggi Don Bucolo. Don Bucolo, chi abbiamo come ospite? Allora, abbiamo con noi una consacrata della famiglia ecclesiale Missione Chiesamondo, una realtà che è nata qui a Catania per ispirazione di Monsignor Antonio Fallico, sacerdote di Catania, che è una realtà che però ha dato un grande contributo in seguito al Concilio Vaticano II. Perché si chiama Missione Chiesamondo? Perché in fondo il Concilio Vaticano II non ha fatto nient'altro che dare questa ondata nuova di Spirito Santo, perché in genere si è troppo distinto il sacro e il profano, la fede e la vita, quando in realtà il Concilio Vaticano II ha voluto mostrare come è chiaro che la Chiesa è in dialogo con il mondo, è chiaro che la Chiesa non è separata dal mondo ma vive nella realtà del mondo. Quindi la missione Chiesamondo non fa nient'altro che cercare, e lo fa tutt'oggi da diversi decenni, di concretizzare quest'unità di una fede che si incarna, perché la Chiesa è la presenza di Cristo nel mondo. La presenza di Gabriella aiuta un po' a entrare, a testimoniare nella sua vocazione, nella sua vita, in che senso questa realtà che ora capiremo, perché è una realtà in cui ci sono i consacrati, ma ci sono i preti, ci sono anche le famiglie, in che senso questa realtà vuole mettere il mondo e la Chiesa in dialogo. Grazie. Allora, Gabriella, cosa è accaduto nella sua vita per cui si è avvicinata a questa realtà chiamata Chiesamondo? È stata quasi, come dire, un'idea profetica di Don Fallico. Come si è avvicinata? Cosa è accaduto? Cioè è sempre stata vicina alla religione, alla fede, è cresciuta in una famiglia cristiana. Ecco, come è avvenuta la sua vocazione e poi la scelta di entrare in questa grande realtà ecclesiale che è la famiglia Chiesamondo? Allora, molto semplicemente, intanto a me piace dire che nella mia vita non ci sono colpi di scena, non è una vita particolarmente segnata da qualcosa di eccezionale, se non il fatto che è una vita che è stata segnata ed è segnata dall'incontro con Cristo. Ed è vero il fatto che io sono cresciuta in una famiglia cristiana, cattolica, che mi ha trasmesso la fede come tantissimi altri. Ho frequentato le scuole cattoliche a San Benedetto, dove ho imparato concretamente che cosa significava pregare, cosa significava, avendo anche una bella immagine di donne che hanno offerto la loro vita al servizio della Chiesa. Le suore di San Benedetto sono addirittura delle suore di clausura. Quindi lei è entrata proprio in contatto. Sì, perché al tempo c'era ancora la scuola, io ho fatto lì 11 anni. E quindi li ha conosciute? Sì, ho conosciuto molto bene, tuttora siamo anche molto vicine e io ho la consapevolezza sempre più chiara che è proprio lì che il Signore ha preparato una via attraverso cui io potessi incontrarlo veramente, perché la maggior parte di noi siamo nati in un contesto cattolico, quindi diciamo che ce la siamo ritrovata come eredità, però come esperienza di tutti, quando poi è una vera esperienza, è quando tu il Signore lo incontri veramente nella tua vita, cioè diventa una presenza reale nella tua vita, non perché lo hai ricevuto da altri semplicemente, ma perché dice qualcosa alla tua esistenza. Ecco, per far capire un po' ai nostri telespettatori, noi la vediamo vestita con degli abiti normali, non ha il velo, non ha nessun, diciamo, ornamento che possa indicare lei come, fra virgolette, usiamo il termine, una suora. Ma in realtà lei è a tutti gli effetti una consacrata, quindi i suoi voti cosa prevedono? Allora, i voti che io ho emesso 25 anni fa sono gli stessi voti che da sempre nella Chiesa emettono tutti coloro che appartengono alla vita consacrata, alla vita religiosa, cioè il voto di povertà, castità e obbedienza. E in più nella mia famiglia c'è anche il voto di apostolato.
proprio perché noi siamo particolarmente inseriti nel mondo. È vero che non portiamo un segno distintivo, ma forse può sembrare strano, ma nella Chiesa sempre di più gli istituti religiosi, anche quelli di antica fondazione, sempre più abbandonano l'abito o un segno distintivo particolare, perché era comunque legato al tempo. Molti degli abiti che noi vediamo religiosi erano abiti comuni a quel tempo. Come dire, essere lievito nella società, Sì, come nel diceva mondo. Padre Salvo, noi Quindi siamo lavorate. Sì, noi siamo nati intanto dopo il concilio e quindi siamo proprio inseriti. Certo, lavoriamo, i lavori abbiamo studiato, chi ha studiato qualcosa, chi altro, e lavoriamo e viviamo del nostro lavoro, però mettendo poi tutto in comune. Quindi è una grande famiglia, voi vivete insieme? Allora, sì, la mia famiglia è composta da 4 rami. C'è il ramo maschile, il ramo femminile, dove emettiamo i 3 voti e facciamo vita comune, una comunità maschile e un'altra comunità femminile che si trova qui a Catania. E viviamo del nostro lavoro, dei proventi del nostro lavoro, e dedichiamo tutto il resto del nostro tempo all'evangelizzazione, anche attraverso la pastorale parrocchiale, ma non solo. E ci sono altri 2 rami che segnano proprio lo specifico, anche perché ci chiamiamo famiglia ecclesiale, e cioè il ramo di coppie di sposi e di collaboratori, che non fanno ovviamente voti, le coppie fanno delle promesse e i collaboratori prendono degli impegni, però è un'unica famiglia con un'unica spiritualità, una sola realtà. Don Bucolo, una realtà veramente molto complessa che stiamo cercando di spiegare, nei cui meandri stiamo cercando appunto di entrare. Ricorre spesso il termine famiglia. Gabriella si sente inserita in una famiglia però ecclesiale, quindi come donne consacrate vivono nello stesso appartamento, ciascuna ha il suo lavoro, mettono tutto in comune, come se fosse una famiglia di genitori con figli, eccetera, e poi dedicano il loro tempo all'apostolato, quindi all'evangelizzazione. Ecco, il termine famiglia mi colpisce molto. Allora, è molto bello perché poco fa Gabriella parlava di questi 4 rami, cioè all'interno di una famiglia ci sono questi 4 rami, perché noi sappiamo che la famiglia di sua natura è fatta da diversi membri, il padre, la madre, il marito, la moglie, i figli. Quindi famiglia nel senso che c'è una diversità di vocazioni che interagiscono fra di loro e si mettono a servizio, e qui la cosa straordinaria, dell'evangelizzazione. Perché la specificità di questa realtà è proprio evangelizzare il mondo vivendo nel mondo, cosa che non sempre. E quindi vediamo la soggettività non solo dei sacerdoti, ma anche la soggettività delle famiglie, perché le famiglie diventano vere chiese domestiche, diventano veri soggetti di evangelizzazione, i collaboratori che magari non hanno messo i voti, ma che fanno parte di questa famiglia ecclesiale. Quindi a mio giudizio è l'unità nella diversità a servizio dell'unico fine, che è l'evangelizzazione del mondo. E come evangelizzate? Allora, innanzitutto il carisma della nostra famiglia ecclesiale, un carisma che è comune a tutti i rami, è quello di vivere e far vivere il Vangelo in chiave comunitaria. E già il vivere in questo modo, mettendo tutto in comune, avendo una sola spiritualità, sostenendoci a vicenda, condividendo proprio tutto, pensieri, già questo è già un elemento di evangelizzazione, è già un modo per evangelizzare. Ma evangelizzate quelli che fanno parte della vostra famiglia. Io dico, No, come vi ponete all'esterno? Allora, cioè, lei lavora. Concretamente, cosa succede? Allora, già il fatto, io lavoro, intanto dico il mio lavoro così diventa Esatto. ancora più chiaro. Io per esempio sono un insegnante, insegno storia e filosofia al Gulli e Pennisi di Acireale. E i miei alunni conoscono la mia esperienza. Già dico il fatto che loro sanno che viviamo insieme, abbiamo tutto in comune, questo li interroga molto. In un tempo in cui ognuno cerca di salvare la propria individualità e avere ciò che è proprio, questo mettere liberamente tutto in comune è una cosa che ai giovani interroga parecchio. Già il mio lavoro
e tutti i tipi di lavoro, non ce n'è qualcuno che da questo possa essere escluso, diventa un modo di, può essere una strada per evangelizzare. Cioè io non soltanto quando mi trovo in parrocchia, quando seguo i giovani della parrocchia o quando vado a fare una testimonianza da un'altra parte, un corso di formazione, evangelizzo, ma anche quando sono in cattedra con i miei alunni e faccio il mio lavoro, anche quello diventa un modo per evangelizzare, perché ecco, usiamo è il sempre modo. dei termini evangelizzare, evangelizzare, ma vogliamo dire cosa concretamente significa evangelizzare? Evangelizzare significa annunciare la buona novella, e la buona novella è il Vangelo, e cioè che c'è un Dio che ha tanto amato il mondo e ciascuno di noi, che ha dato se stesso fino a dare suo figlio, perché noi potessimo avere non soltanto la gioia in questo mondo, ma la vita eterna. Quindi lei ai suoi alunni, oltre a dare delle nozioni di lettere, di filosofia, eccetera, intanto dà la sua presenza di persona consacrata che vive assieme ad altre donne che hanno fatto la sua stessa scelta di vita, ma in più diciamo che testimonia concretamente Esatto. la sua fede in Dio, Esatto. che traspare da come lei sicuramente si porge, dalle cose che dice. Ecco, ma parla di Dio con i suoi alunni se glielo chiedono, perché anche lì nella scuola a volte ci sono Sì. dei problemi per cui non bisogna parlare perché Allora io nella insomma, non si è mia nell'ora di esperienza non religione. ho mai avuto difficoltà da questo punto di vista, però diciamo che è stata sempre una iniziativa che è partita da loro. Io ho semplicemente vissuto testimoniando quello che ero senza mai nascondere nulla. I ragazzi sono sempre molto curiosi, quindi fanno Lei domande. si presenta e dice io sono, Sì, sono così, faccio quando questo. inizio non è neanche tanto necessario dover dare chissà quali grandi informazioni, poi vabbè, stando poi in una scuola per tanto tempo alcune informazioni si tramandano, no? Di generazione in generazione, però loro poi chiedono e quindi soprattutto quando trovano delle persone che sono disponibili anche a stare con loro non soltanto nel tempo della scuola, e a vivere la scuola in un modo diverso, che non passa soltanto ti spiego la lezione, interrogo e ti metto il voto, ma forse il percepire che sono importanti. Ogni volta che entro in una classe, soprattutto nuova, penso sempre che davanti a me non ho semplicemente degli alunni, io ho davanti a me, sono 20, 25, ho 25 misteri, ho 25 cose preziose, persone preziose che il Signore sta mettendo nelle mie mani. E quindi di fronte a questo, oltretutto penso, sempre di più mi sono fatta, ho sentito molto forte, soprattutto in alcuni momenti, io sento ogni giorno di prendermi cura di Gesù adolescente, perché nei miei alunni io vedo un ragazzo, una ragazza che mi interroga da questo punto di vista, come nel Vangelo, no? Ero povero, ero nudo, ero affamato. A me il Signore dirà, ero un ragazzo, ero un alunno, avevo delle certezze, non le avevo, ero solo, e tu mi hai incontrato in questi. E quindi questo può succedere a scuola come può succedere da qualunque altra parte. E nel vivere questo io ritrovo l'unità della mia fede, che non la vivo soltanto quando metto piede in chiesa perché c'è la celebrazione, ma la buona notizia mi attraversa tutta la mia esistenza, e vorrei che fosse annunciata a tutti in questo modo. Grazie Gabriella, ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo a parlare con Gabriella Lamendola, con Don Salvo Bucolo, e cerchiamo anche di capire un po' questa vocazione, questa speciale famiglia ecclesiale che si chiama Chiesa Mondo, missionari, sono dei missionari. A tra poco. Eccoci tornati, stiamo parlando con Gabriella Lamendola, che è una consacrata, una missionaria della famiglia ecclesiale della missione Chiesa Mondo. Vive con altre donne, è come se fosse una suora, ma la vediamo in abiti civili. Perché... Non come se.
è una suora. Attenzione ai termini. Ci tiene a precisare, sono una suora. No, perché molte consacrate invece non amano molto questo termine. Sono termini equivalenti. Sono termini equivalenti, ma mi è capitato a volte che evitano anche questo termine. Quindi Gabriella Lamendola è una suora, ma non indossa l'abito che di solito vediamo indossare alle suore, che sia scuro, che sia bianco, che sia insomma di qualunque altra fattura. Gabriella porta la parola di Dio nel mondo. In questo caso lei è un insegnante e quindi la porta ai suoi studenti. Don Bucolo ha detto delle frasi che mi hanno colpito molto. Sì. Io nei ragazzi non vedo una classe così generica, ma vedo dei ragazzi a cui devo portare la mia fede, il mio credo, i miei valori cristiani. Ma infatti da quanto Gabriella ci ha accennato, quando si pensa ad annunziare Gesù Cristo come se quasi quasi dovessi fare lì a scuola delle catechesi o commentare la parola, in realtà è la presenza, il modo come lei si porge, il modo come li ascolta soprattutto. Perché è una cosa che io imparo sempre più da prete, ma immagino anche un insegnante, prima ancora di parlare, prima ancora di trasmettere, forse la cosa più importante e non facile, forse la più difficile, è quello di ascoltare veramente i ragazzi, ascoltare veramente le loro domande, i loro sogni, i loro desideri, le loro paure, perché non è scontato che i ragazzi a scuola siano ascoltati. Significa che una consacrata chiaramente è forte dei principi cristiani, ma anche perché vive Cristo nella sua carne, è normale che ha questa sensibilità, è normale che ha questa percezione, è normale che chi ho davanti non è un numero, non è l'ennesimo studente del quarto, quinto anno, ma è un mistero dinanzi alla quale mi pongo in ascolto. E dopo averlo ascoltato sicuramente so magari dare quella luce, quella parola. Quindi è la presenza stessa che diventa, è il termine che più volte giustamente Gabriella ha utilizzato, evangelizzazione, è la presenza di Cristo. E giustamente lo capisco anche lo stupore dei ragazzi. Vedere una, tra virgolette, suora o consacrata, trovarsi lì in mezzo a loro, a fare un insegnante, a fare un lavoro, ma allo stesso tempo un lavoro che non diventa per una propria realizzazione. Ecco il termine famiglia, cioè quanto io guadagno è a servizio della mia famiglia perché possa essere presenza nel mondo. Quindi secondo me questo diventa un segno profetico di Chiesa che è presente lì magari dove tante volte non siamo presenti. Quando si dice essere lievito, no? Mettere tutto in comune, la famiglia, abbiamo già spiegato, famiglia si intende le suore che vivono insieme ma che non indossano l'abito. Ma quando ha capito che la sua vocazione era proprio questa ed era questa la scelta più opportuna, cioè non quella di indossare il velo, perché ci sono tante, lo sappiamo, no? Tante congregazioni, tanti talenti nella nostra Chiesa, quindi ecco, questa perché l'ha conosciuta da ragazzina, perché l'ha frequentata, perché qualcuno ha portato a frequentare questo mondo. Ma diciamo che io ho iniziato più che altro a frequentare la parrocchia dove operava la missione Chiesa Mondo, avendo comunque già altre frequentazioni, avendo anche la conoscenza con le suore, quindi conoscevo anche cosa significava la clausura, anche, diciamo che è cresciuto di me di pari passo l'incontro con Cristo e l'incontro con una Chiesa che viveva dentro la storia e che non Quindi una Chiesa giudicava. vivace. Una Chiesa vivace, una Chiesa sì, che stava in mezzo alla gente. In particolare erano gli inizi degli anni 90 e io ho fatto con i ragazzi della parrocchia, con cui già stavo facendo una bella esperienza di chiesa, e con altri giovani provenienti da altre parrocchie, ho partecipato a un campo di lavoro ad Assisi organizzato proprio dalla missione Chiesa Mondo. Era un campo vocazionale, ma un campo vocazionale ad ampio raggio. Da quelle esperienze sono uscite anche coppie di sposi, sono uscite anche tante belle vocazioni all'interno della Chiesa. E lì ho cominciato a fare sintesi
la prima sintesi, sentirmi, come dire, chiamata, usiamo questo verbo, chiamata a chiedermi, ma il Signore cosa vuole che io faccia? Cioè la vita che io ho, perché io mi trovo qui, piuttosto che non esistere anche. Nel frattempo cominciavo a studiare filosofia a scuola, quindi per me le domande quasi, si sono intrecciate. Quasi normale. Esatto, e nel fare quell'esperienza di chiesa dove al centro ci stava molto forte la dimensione comunitaria, la centralità della parola di Dio che poteva ritornare in mano a tutti, e l'apertura al territorio, concretamente, quindi il volontariato. Ecco, queste tre dimensioni a poco mi svelavano un volto di Dio che comprendevo sempre di più non era soltanto un aspetto della mia vita, ma diventava il senso della mia esistenza. E quindi per questo a poco non c'è, a volte si pensa che la vocazione sia un momento folgorante, per carità, ci può anche essere, come è stato per tanti santi, da San Paolo per esempio o altri, ma nel mio caso è stata la vita concreta, la vita di tutti i giorni che a poco ti fa comprendere dove tu ti trovi, ti senti al posto giusto e senti che la tua vita è piena. Ecco, io ho sentito questo, ho sentito che la mia vita era piena. E a che età è successo tutto questo? Ma avevo intorno è cominciato perché poi è un processo, era il 1991, avevo intorno ai 15 anni. Quindi già da giovanissima, insomma, sentiva crescere questa vocazione, diciamo. O comunque sì, anche se all'inizio non ho saputo dare subito questa fascinazione di questo sì, tipo mi attirava questa chiesa mondo, sì, diciamo, questo tipo perché si concretizzava in questa realtà vera che io vedevo, cioè non era qualcosa che leggevo sui libri, la vedevo concretamente attraverso i miei fratelli, le mie sorelle, che poi sono diventati i miei confratelli, le mie consorelle e i membri della mia famiglia. Don Bucolo, all'interno della di Chiesa Mondo, di questo tipo di missionarietà, stiamo sentendo con Gabriella che esistono anche delle famiglie. In che modo una famiglia può diventare missionaria? Allora, innanzitutto mi piace sottolineare come in forza già del sacramento del matrimonio tutte le famiglie sono chiamate alla missione, quindi non è una concessione, non è il carisma di qualche famiglia, ecco purtroppo ma ancora oggi passa questo, no? Come se la famiglia è missionaria è perché la famiglia ha scelto di essere missionaria quanto tutte sono in forza il sacramento del matrimonio. Nel caso della missione Chiesa Mondo sono famiglie che hanno consapevolezza che il sacramento del matrimonio è per la missione, solo che hanno sposato il carisma della missione Chiesa Mondo. Quindi, che io vorrei specificare, non è che significa andare chissà in quali paesi, potrebbe anche accadere, ma attualmente già non lo è. Difficile, per una siamo già una terra di missione. No? Già siamo, la Sicilia è già una terra di missione, ha ragione Gabriella. E quindi le famiglie vivono la loro quotidianità, però sì, ci sono dei momenti che si vive in comune, si va a messa insieme. Soprattutto parlava Gabriella di promesse, magari ora ci spiega in che senso fanno delle promesse all'interno della famiglia ecclesiale Missione Chiesa Mondo. Esattamente, avendo un unico carisma e un'unica spiritualità, le coppie di sposi che scelgono di aderire in maniera più profonda a questo carisma, ma già sulla scia di quello che è il sacramento del matrimonio, perché loro sono consacrati già con un sacramento che oltretutto per la Chiesa, insieme al sacramento dell'ordine, sono i due sacramenti del servizio, per cui è già nella loro stessa natura. Loro fanno promessa di povertà, di castità coniugale e di obbedienza, e anche loro la promessa di apostolato. Chiaramente tutto questo è commisurato al loro stato di vita. La loro promessa, che non è voto, di povertà non è lo stesso, non si realizza nello stesso modo in cui facciamo noi, perché loro hanno anche dei figli a cui devono provvedere giustamente, mentre noi invece rinunciamo a tutto, per esempio lo stipendio è totalmente in comune.
così come la castità che loro scelgono e la castità coniugale, che è già comunque contemplata all'interno di ogni, o dovrebbe essere contemplata all'interno di ogni matrimonio cristiano, e di obbedienza all'interno della famiglia. Chiaramente tutto questo sempre commisurato, che noi siamo più liberi da questo punto di vista anche di lasciare lavoro, cambiare lavoro, lasciare questa città per un'altra. Chiaramente loro hanno dei vincoli che sono maggiori, ma anche loro poi si dedicano all'apostolato, anche loro all'evangelizzazione, all'annuncio del Vangelo, che passa attraverso il loro essere famiglia cristiana, i lavori che svolgono, e anche loro insieme a noi nell'attività missionaria, per cui andiamo nelle altre comunità parrocchiali dove ci chiamano, o in altri ambiti, ovunque il Signore chiede di volgere la nostra attenzione. Don Bucolo, per chiudere. È interessante perché non si tratta in questo caso di snaturare la propria identità di famiglia, perché sarebbe un controsenso, ma vivere, cioè sposare questa missione Chiesa Mondo, vivendo il loro stato di vita, per cui si parla di obbedienza, si parla di castità, si parla di povertà, ma attinenti al loro stato, e poi di apostolato. Quindi questo ci mostra come i vari stati di vita si trovano uno allo stesso livello, nel senso che vivono pienamente la comunione, l'altro nella diversità. E per cui possiamo dire che in qualche modo la famiglia ecclesiale Missione Chiesa Mondo diventa anche, se così possiamo dire, una sorta di specchio anche per le comunità parrocchiali, perché è vero che qui c'è un carisma, è vero che qui c'è una novità, ma in fondo le nostre comunità parrocchiali, in cui è fatto di sposi, è fatto di preti, è fatto di diaconi, è fatto anche di catechisti, vari carismi, dovrebbero in principis vivere questa fraternità nella diversità. Ecco per cui secondo me questo carisma è una profezia non solo per la famiglia ecclesiale in se stesso, ma diventa una profezia per tutta la Chiesa. In questo la Chiesa di Catania chiaramente vive di questo dono, di questo privilegio che tuttora porta i suoi frutti. Certo, e se consideriamo che negli anni 90 non si parlava ancora, non c'era Papa Francesco, di Chiesa in uscita, insomma, ecco perché parliamo anche esatto. di come dire, di qualcosa di profetico, perché già negli anni 90 si pensava a qualcosa del genere, quello che poi in futuro avrebbe detto Papa Francesco. Grazie Don Bucolo, grazie Gabriella Lamendora, e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.